oggi ti faccio provare una tecnica nuova di pesca. Bene, cavolo. Posso Andiamo. provarla anch'io o dovete provarla solo voi? Porca miseria, Roberto Lena, anche qua ci hai beccato. Dove mi hai portato te? Oggi siamo da Z Fishing, un negozio rinomatissimo nella zona, di cui abbiamo una grandissima fiducia, perché con queste esche qua, ma qui, guarda, inquadra, guarda. Facciamo il risottino qua. Pasta Questi sono asciutta a scampi mezzogiorno? Ma non sono aragostine queste No, qua? sono gli scampi della Laguna Veneta, questo calma, Le corboline. Siamo in Veneto allora. Siamo, E lo evinciamo dall'umidità esterna che è molto alta. Però c'è la sorpresa, perché sotto queste magnifiche esche che potete trovare qui da Z Fishing, ci sono delle esche Guarda, attenzione. molto più Attenzione, guarda. Ulla, forti. giovanili. Svelato l'arcano di cosa ci facciamo a Jesolo oggi. E abbiamo anche uno famoso. Ma è famoso questo. Insomma. Sai che sembra molto più vecchio in quella foto, invece qua sembra molto più giovane. Vi hanno usato dei Ciao, filtri Yuri. non giusti. Teo, piacere. Piacere mio. Noi siamo Piacere. Andrea, Ciao con il Andrea. quale condividiamo diverse esperienze di pesca. Allora, dalle corboline siamo passati agli artificialini, che poi Yuri ci illustrerà in modo dettagliato e professionale qual è per la pesca a edging. Noi peschiamo a tip run precisamente, è una sfaccettatura dell'edging, ovvero andremo a prendere le seppie ma dalla barca, quindi con delle canne calate a scarroccio, e se lo scarroccio non c'è ce lo procuriamo con il motore elettrico, perché mi sa che oggi è una giornata di calma piatta e peschiamo lo stesso. Siamo in tranquillamente. morto di marea, Yuri, in questo No, periodo? no, c'è Una un leggera. cambio di marea, sì, dopo magari vi spiego tutto mano a mano. Adesso noi prendiamo il necessario e anche le esche, preferisco illustrarvele con la cattura in mano. Hai Grande, capito? bene. Quindi facciamo così e... Le prendi, le paghi, Le- le prendi e basta. No, ci mancherebbe altro, Andrea ci spara se non le paghiamo. Mi vuole bene ma non fino a questo punto. Allora le tiriamo su. Adesso ci prepariamo un sacchettino, le portiamo via tutte e dopo il resto io ho già in barca l'occorrente. Bene. Very nice, very well. Il prossimo appuntamento con l'acqua. Roby, intanto che io pesco e vedo di scappottare, Yuri ti spiega alla perfezione questo tipo di pesca. Eccomi qua, Yuri, sono pronto. Allora Roby, guarda, ti spiego molto velocemente, anche perché bene o male è una pesca che conoscono comunque un po' tutti. Allora, c'è necessità che la barca si muova, la barca deve sempre muoversi, con uno scarroccio che può andare da uno 0,5 al 0,8 diciamo, in base a quante canne e quanti piombi cali. E l'azione di pesca è quella di calare, io almeno pesco con 3 canne, durante l'azione di pesca io queste canne vado a, eccola qua, in diretta, una pompata e eccola lì che si cattura la seppia. Voilà. Con le nostre jumper. Poi lì il bello è andare a trovare il colore che funziona in quel determinato momento della giornata o con quel determinato colore dell'acqua, ecco. Ecco Yuri, io dopo voglio andare in particolari, perché tu siccome sei un pescatore di grande esperienza ed è una pesca moderna e giovane,
volevo proprio entrare in questo particolare e chiederti, a seconda della luminosità della giornata, secondo te ci sono dei colori che prediligono col nuvolo e col sole? Allora, nella mia esperienza ti posso dire che in base al colore dell'acqua, di solito io parto col mettere colori chiari durante il giorno, diciamo, per andare verso all'imbrunire a mettere colori sempre un po' più scuri. Però ognuno poi ha le sue, diciamo, teorie sotto questo punto di vista. La cosa che funziona e non c'è dubbio è alternare i colori, cioè capire in quel momento, perché secondo me è influenzato da veramente tanti fattori. Di conseguenza, non essendo io un biologo ma un pescatore, magari sperimento piuttosto, cambio spesso, sostituisco, passo da magari su 3 canne ne metto uno scuro e 2 chiari. Capisco subito se c'è preferenza per il colore scuro o per il chiaro. Capito? Quindi Allora, per aiutare i nostri amici pescatori possiamo dire che a seconda della luminosità della giornata, perché il sole ovviamente si alza e cala, bisogna cercare di trovare, a seconda della trasparenza dell'acqua, che varia anche lei ovviamente a seconda delle condizioni del mare, provare a cambiare colore finché si trova, e non è detto che quel colore lì duri tutto il giorno. Esatto. Di conseguenza nel metà mattinata o nel pomeriggio bisogna comunque alternare i colori. sempre. E questo L'alternare secondo me è proprio la chiave di volta, nel senso che non soffermarsi a dire boh, funziona il bianco, ne ho prese 2 questa mattina con il bianco, non mi fermo lì, cioè devo andare in cerca di prenderne di più, non soffermarmi sul bianco perché ho preso solo quelle 2 lì. Un'altra cosa, amici, che volevo farvi vedere, molto utile secondo me, e non dico indispensabile, ma comunque è un attrezzo che in barca serve tantissimo e ci aiuta a preservare anche le totanare che abbiamo, sono queste bag della Yatsui che servono appunto per contenere le nostre totanare sia in pesca che a casa. Sono estraibili, quindi se io voglio tirarmi fuori una serie di totanare posso tirarla fuori in barca e utilizzarle. Allo stesso tempo al rientro in porto mi danno la possibilità di lavare completamente sotto acqua corrente tutte le totanare, perché sotto sono presenti dei fori che lasciano scolare l'acqua, quindi molto utile secondo me. Questo è un must have, immancabile, un must have, non ti può mancare, Roberto, una cosa del genere, neanche parlarne, devi averne almeno 2. Ne tiene 48, 48 totanare, quindi con un centinaio di totanare, un piccolo investimento iniziale che Roberto ovviamente ci garantirà lui, giusto? Ci sponsorizzerà, guarda, mi sento un polipo io. ci sponsorizzerà lui, diciamo, il primo investimento, ne faremo altre 2 che poi doneremo a Teo per andare a pescare. Proprio per favorire questo tipo di pesca, cioè una piccola traina, uno scarroccio, comunque che sia, gli artificiali che andiamo ad utilizzare sono tutti quanti artificiali dotati di una zavorra frontale. Nei nostri la zavorra è fatta a lama, ci consente di lanciare più distante e di mantenere il fondo in maniera più costante. Tanto Teo ci prende una bella seppiona. Ho detto qualche parolaccia forse. No, mi ha lavato la Perché schiena. mi ha lavato la faccia. Qui abbiamo 3 tipologie, Roberto, di totanara che utilizziamo per fare questa pesca. La nuova Rubber, ricordiamo vincitrice del premio FTEX di quest'anno per miglior prodotto, miglior diciamo novità nel mondo della pesca. Poi abbiamo le nostre classiche di Peggy e abbiamo una Cabo Squid. La differenza qual è? Allora, qui abbiamo una totanara che ha un rivestimento in silicone, quindi delle microsfere di silicone che hanno una luminescenza molto particolare. Dopodiché la Di-Peggy classica, che ha sempre un cestello cultiva e delle parti, diciamo, che sono riflettenti alla luce come l'occhio e la coda, sempre con la zavorra lama in tinta, qui la vediamo in un colore viola. E poi abbiamo le Cabo Squid, che comunque è una totanara, diciamo, di fascia economica, con la quale io catturo sempre molte seppie, e la differenza è anche nelle misure, vedete?
questa è una tottanara del 3, mentre questa è una tottanara del 2,5. Non sempre la misura grande vuol dire pesce grande o seppia grande, anzi spesso la misura grande incuriosisce di più piuttosto di una misura piccola. È anche vero che in determinati periodi dell'anno, come l'attacco stagione, le misure del 2,2 e 2,5 sono le favorite, diciamo, dai pescatori, ecco. Per quanto riguarda i colori, se vogliamo fare una panoramica un po' generale, diciamo che tutta la linea dei colori naturali non ha un'applicazione durante l'orario del giorno, ma funziona sempre. Le chiare, le testa rossa, piuttosto che queste iridescenti che hanno riflessi particolari, io le uso quando ho luce piena. Ecco, diciamo che questa già è una buona divisione per le tipologie di tottanare che uno deve avere, secondo me, in barca in questo periodo dell'anno. Yuri, con 3 canne fai anche dei calamenti diversi, delle lenze diverse o sono un po' uniformate? Che differenze ci sono? Allora, anche lì, quando inizio a pescare mi concentro nel fare delle lenze differenti. Quindi qui vedete 3 canne, ne ho una che rimane sotto la barca, dove ho messo un doppio calamento, ovvero una tottanara alla fine, un cavetto di circa 60 cm, il piombo in un antitangle e un secondo diciamo artificiale un po' più alto, però questa la lascio sotto la barca. Dopodiché abbiamo 2 canne che tengo un po' più fuori, che io monto in questo modo, sempre con l'antitangle che mi evita ingarbugliamenti, una girellina, un cavetto che in una tengo un po' più lungo, 1,5 m, mentre nell'altra lo tengo un po' più corto, in modo da far muovere l'artificiale su un fondo in maniera differente. Yuri, ma quando si avverte la mangiata, che la canna praticamente comincia a piegarsi perché avverte il peso della seppia, è meglio ferrare o accompagnare verso l'alto e cercare di fare una manovra più morbida? Ecco, questa è una delle cose che ti fa catturare oppure no la seppia. Quando tu senti che c'è un peso, va sempre data una ferrata. Anzi, ti dico di più, io le lascio proprio libere le canne e in maniera diciamo alternata do proprio delle ferrate per sentire se c'è la seppia attaccata, in modo che è automatico che lei rimane attaccata. scivola, perché se io vado a prendermi con i miei tentacoli in questa parte di tessuto, cosa succede? Che rimango aggrappato, non sono preso nel cestello, quindi io recupero piano, lei da lì non si muove, mi arriva fino in barca e quando è qui, appena sente che si stacca dall'acqua, lei si stacca. Invece se io ferro, ovviamente questo che è un cestello affilato e fatto apposta, si va a incastrare diciamo sulla pelle della seppia e ti permette di salparla anche senza la rete. Allora possiamo consigliare ai nostri amici pescatori che quando avvertono il peso di dare una piccola ferrata, Assolutamente. di spostare il braccio verso l'alto per far sì che i tentacoli scorrano verso i cestelli e rimangano appese in modo corretto per poterle catturare. Assolutamente. Benissimo. Consigliamo il peso del piombo perché è una cosa che probabilmente può interessare i nostri amici. Allora guarda, in base un po' allo scarroccio che io tengo, che di solito adesso è 0,6-0,7, partiamo dai 50 grammi e andiamo a salire. Si può arrivare anche a 150 grammi se c'è più magari corso d'acqua e abbiamo bisogno di arrivare sul fondo. L'importante è che l'esca lavori sempre a contatto col fondo. Questa è una cosa importantissima. Poi sul colore, sai, c'è chi predilige i piombi bianchi, chi quelli blu, chi gialli, ma quella è una cosa molto soggettiva e anzi, secondo me,
è quasi pericoloso utilizzare dei piombi colorati, io li uso quasi tutti grigi per evitare che la seppia vada magari ad attaccarmi proprio il piombo e andrei a perderla, insomma. Bene. Allora Roberto, Dimmi. una cosa è molto importante e spesso viene sottovalutata. Un semplicissimo spazzolino, e ringraziamo la ditta Sensodyne che ce lo fornisce. Scherzo. Queste parti, vedi che rimangono attaccate al cestello, possono essere un segnale d'allarme per le altre seppie. Quindi io per abitudine vado con uno spazzolino a pulire i cestelli prima di ricalare la canna. Yuri, ma visto che catturi come un pazzo, ma nel mulinello cosa consigliamo ai nostri amici pescatori? La treccia o il nylon? Allora lì sai, si aprono due scuole di pensiero. Io sono per la treccia assolutamente, nel senso che la treccia non ha elasticità e lo sappiamo benissimo tutti. In una pesca dove devo essere pronto a ferrare e dove devo, diciamo, distribuire la ferrata direttamente al cestello della totanara, io sono assolutamente per l'utilizzo della treccia. Diventa tutto molto più rigido il calamento e anche la sensibilità della canna, oltre che a tagliare meglio l'acqua, insomma in una situazione di scarroccio è sempre cosa buona e giusta. Ecco, Quindi di per me, conseguenza, treccia. detto questo, io tiro le conclusioni di un pescatore che ti fa delle domande, anche se comunque tecniche, perché tale sono. Di conseguenza la canna comincia a avere con la treccia la sua importanza, perché l'azione, a seconda del piombo e della dimensione delle ceppie, bisogna trovare le canne giuste con l'azione adeguata, giusto? Assolutamente. Teo, anzi ti dirò di più, io ho diciamo 3 set di canne differenti quando faccio la pesca della seppia. Ad inizio stagione, come possiamo vedere, siamo praticamente a riva e ho bisogno di una canna un po' più morbida, un po' più sensibile, perché veramente peschiamo su 3 metri d'acqua, di conseguenza non ho bisogno di avere rigidità, ho bisogno di avere più sensibilità. Di conseguenza con questo tipo di canna, ovvero la Seaboat di Falcon, ho trovato il giusto compromesso per fare questo tipo di pesca verso riva. Quando ci spostiamo poi in acque un po' più profonde, come può essere, di solito la facciamo nelle secche, quindi un po' più fuori, 5-6 miglia, ci sono circa 15-16 metri d'acqua, in quel caso ho bisogno di una canna più progressiva, ovvero una canna che ha un fusto un po' più rigido, ma sempre con una vetta sensibile, e allora utilizzo la Boat Star. Perfetto. Te vuoi pescarne 2 su un colpo? Sì, perché Yuri ne ha 3, io ne ho 2, allora sto compensando facendo degli inviti veloci per vedere se la seppia è attaccata al artificiale, se riesco a compensare le sue 3 canne, perché lui ha una manualità diversa da mia. Oggi finalmente
c'è Yuri che mi aiuta a fare la chiusura. Di conseguenza l'onore è tutto suo. Allora guarda, Teo, direi che non c'è modo migliore. Di prendere l'ultima. Una seppiolina piccola piccola. Però guarda che spettacolo di livrea. Guarda che roba. Quanto belle sono. Uno spettacolo. Ragazzi, io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto di stare a vedere il filmato fino adesso con noi. Vi lascio alle immagini di Teo Conciato da sbattere via. dopo il combattimento. Guarda qua, pantaloni, maglietta. Questo vuol dire che ci siamo comunque Ce ne divertiti. facciamo dare un'altra, Yuri. Ma almeno due. Due. Di che colore il prossimo anno? Vediamo se hai imparato. Rosa. No, direi nere che forse ci Esatto. aiuta un po' di più. Va bene, ragazzi, Grazie, è stato un piacere. Piacere mio. Ciao a Un tutti saluto. ragazzi. Ciao. Grazie.